Pesava circa 1 tonnellata la balla di materiale plastico che ha travolto e ucciso un operaio di origini straniere non ancora identificato ufficialmente e morto in un'azienda nella zona industriale di Montecchio Maggiore. L'ennesimo incidente sul lavoro è accaduto poco prima di mezzogiorno in questo capannone di via Sommer dove ci si occupa dello smaltimento di rifiuti speciali. Sono stati i colleghi che hanno immediatamente lanciato l'allarme a soccorrere subito l'uomo che però è praticamente deceduto sul colpo. Il pesantissimo involucro non ha dato scampo all'operaio che è rimasto schiacciato. Inutili tentativi di rianimarlo, eseguiti anche dai sanitari del SUEM subito accorsi. A tentare di ricostruire l'esatta dinamica della tragedia, i carabinieri e i tecnici dello Spisal che hanno raccolto le testimonianze e verificato il rispetto delle norme di sicurezza previste. Insorge il sindacato che lancia l'ennesimo appello in una regione che ha visto raddoppiare il numero di incidenti mortali sul lavoro, passati da 24 a 51 da giugno 2024 allo stesso mese di quest'anno. Drammatici i numeri anche per la provincia berica, che quest'anno hanno visto schizzare le morti bianche da 1 a 10 episodi. Il segretario generale della UIL Veneto, Roberto Toigo, lancia un pesante monito alle imprese. L'obiettivo comune resta 0 morti sul lavoro. Rientrati dalle ferie, ma la conta dei morti non si ferma. Un altro incidente sul lavoro, un'altra morte sul lavoro. Così non si può più andare avanti. La politica, le istituzioni, le aziende si devono dare una scossa. Insieme a noi dobbiamo cambiare qualcosa. 0 morte sul lavoro non può essere uno slogan, è una cosa che deve arrivare a compimento. Politica sveglia, sindacato sveglia, azienda sveglia. Bisogna fare più formazione, andare più lenti, preservare la vita delle persone, preservare chi fa la ricchezza di questo paese.